шефом ресторана Aria Paolo Barrale. Chissà se ha detto fate i bravi. Oggi caprese al limone. Giovanna, che ci fai qua? Ah, vero, oggi abbiamo Katia di Cappuccino Italiano e con lei faremo la caprese al limone. Привет! Farina di mandorle. Mettiamo la vaniglia già qua dentro, così. Un bel limone della costiera. Ok. Lo dobbiamo grattare con la zestiera, solo la buccia gialla. Мне уже страшно. Ok. Come dice lei. Ci mettiamo anche lo zucchero a velo. A sostituzione della farina ci mettiamo anche la feta. Dobbiamo esaltarlo con un po' di sale. A che Va bene, stiamo? chef. Ma credo proprio di sì, eh. C'è quasi... Mamma mia, mettiamo tutto nel bimbi perché lo andiamo a raffinare un poco. Это точно запах побережья. Acqua calda, portiamo le uova circa a 35, massimo 40 gradi con lo zucchero. Stiamo spiegando la caprese al limone alla Russia, vedete un po'? Uniamo le farine e delicatamente misceliamo. Così? Pare proprio di sì. Ok. L'importante è che la massa sia coesa e che non smonti. La mettiamo qua dentro, così, e aggiungiamo l'olio d'oliva, cercando sempre di mantenere questa emulsione. Ci aggiungiamo il limoncello e il succo di limone, paletta di gomma e uniamo tutto insieme. Aggiungiamo in disco. Katia, inforniamo? Sì, chef, ma quanto? 160 gradi per disco da 18. Ci rivediamo tra 30 minuti. Ma come si dice buonanotte in russo? Спокойной ночи. Spagoni in noce. Attenzione che è caldissima ma è anche profumatissima. Guarda un po', senti che bel profumo. Bellissimo. La voglio già sembrano mangiare. cose semplici. Oh mamma mia. Ora aspettiamo ancora un poco e la zuccheriamo. Diamo una bella setacciata sopra, piano piano, vai. Vai, riempi. Ah, va riempi. bene. Assaggiamo. Questo è il primo scettro, adesso vada. Che bello. Oh, ma non deve essere solo bene, questa deve essere buona, eh. Aspetta un attimo, Katia, ma mi fai capire una cosa? Ma come si dice fate i bravi in russo? Ведите себя хорошо. Sì. Vi dissi di Baccarasciò. Sì. Vabbè, fate i bravi, va. Fate bravi.